Ma i tempi tecnici ci sono sempre perché comunque è un articolo di modifica di legge che lo si fa in tempo reale, ma ripeto, non sto seguendo la vicenda, dovete parlarne con chi la sta seguendo, grazie. È una risposta solo all'apparenza precipitosa quella che Luca Zaia dà ai cronisti a margine di un taglio del nastro all'ospedale dell'Angelo. Insomma, fa intendere Zaia, se ci fosse la volontà politica, lo stop al terzo mandato potrebbe essere rivisto sia per le realtà autonome, dopo l'impugnativa da parte del governo della legge trentina, sia per quelle ordinarie su cui si è già espressa la Corte Costituzionale, e questo in tempo utile, prima cioè dell'indizione dei comizi elettorali per l'autunno. Speranza, constatazione o guanto della sfida non è dato sapere. Di certo tra i leghisti non è passata inosservata l'intervista rilasciata alla stampa dal ministro meloniano Francesco Lollobrigida, che proprio sul terzo mandato ha aperto al confronto. Io del terzo mandato non ne parlo più, non ne ho la più pallida idea di cosa accadrà. Penso che sia fondamentale lavorare pancia a terra e comunque fare in modo che non si sprechi neanche un secondo di questa amministrazione per parlare di politica, è cosa che ho sempre fatto. Se fossi stato ammagliato dalla politica mi sarei candidato europeo e non sarei qui oggi. Nel frattempo a Roma il collega Massimiliano Federiga, che premette di non aver parlato di terzo mandato, ha incontrato Giorgia Meloni. Sullo sfondo la crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia, si va verso la ricucitura. Adesso convocherò, penso nelle prossime ore, una di maggioranza per addivenire una soluzione che possa andare in questa direzione. Per il resto Federiga, da presidente della consulta delle regioni, dice di aver portato a casa un accordo sul decreto liste d'attesa. I commissari governativi dovranno avere poteri sostitutivi chiari e normati, ma è fin troppo evidente che ogni mossa ormai sia da leggersi in chiave elettorale. Già lunedì infatti dovrebbe riunirsi il primo tavolo del centrodestra per affrontare il nodo regionali. Per il Veneto si prevede un primo muro contro muro, nessuno sembra disposto a rinunciare a un proprio candidato presidente, né Lega né Fratelli d'Italia né Forza Italia, che ha già fatto il nome di Flavio Tosi. Tra i meloniani l'asso della Premier sarebbe il senatore veneziano Raffaele Speranzon, ma il diretto interessato si trincera dietro un granitico no comment. Per tutti è ancora il momento di annusare gli avversari in un mix di cautela e una paura maledetta di bruciarsi.